lo munno ave cagnato, tu lo sai, dell'anna di celate. Quando teniste, pensave a quello che hai rifatto e a quello che va ancora fane per l'umanì, e a così la capotoia si sbagliava. Se avesse potuto fare qualcosa per lo trappito, per mantenere imbalate di casaredde, per le campagnuole che tenevano tutto come l'età, l'animale dalle gruttere, l'orto era da sotto le casere e le terre dalle vaggiune, ci avesse messo lo cuore, che dai va in fornare il pane, ando sciacquaglina, e lo cano te meneva appresso come se t'avesse voluto aiutare a portare la cesta di pasta cresciuta in capo. Accontavano le trappetare delle terramute dello passato, di chi era rimasto sotto le prete e di quando correva l'oculero, delle cristiane chiuse d'indo con lo mesarero e di una figliola che se n'era aiuta un secolo, ma poi s'era bevuta una tavota con un merca retalerine di una palettata ardente che l'era data a Lucifero per castigo e campavo e fatiavo ancora per tant'anni per dare immerse della trigna, andoieva pure lo mulino a macinà. Per poter salvare lo trappito, andò giampe da chiù manco una coccavaia e non farla reventare una morrecina, ci fussono volute tante figliole, a maretarsi e a fa figlie, a impasta pane e a buttarsi de fatia, e nessuno se n'avesse avuta parte per dall'oche, mezza carne stranie, per se stentano duozze de pane. Nota. Mia madre, Maria Antonia del Vecchio, contadina e biblioteca vivente della città contadina montecalvese, nacque nel 1922 e ci lasciò il 24 luglio 2011. La mia famiglia viveva incontrata a Costa della Menola di Montecalvo Irpino Avellino e abitammo, sino al 1965, nell'ottocentesco casino di Minocchio, che il nonno paterno Angelo Maria aveva acquistato con la campagna circostante nel 1913 da Luputiaro, il negoziante Raffaele Minocchio, con i dollari che si era guadagnato negli USA a inizio Novecento. Il rione Trappeto era un antico quartiere trogloditico agropastorale e i seminterrati delle sue case consentivano l'accesso alle grotte, scavate negli strati di tufo arenaria e adoperate come stalla, pollaio, fienile, legnaia e cantina. Il Trappeto da est verso ovest è compreso tra il chiassetto Caccese, che ha ancora una porta medievale, la baracca, di uscita dalle mura del paese, e via dietro Carmine. Era abitato nei secoli passati e tanti vi ebbero i natali, compreso qualche mio avo. Lo attestano i registri antichi dell'anagrafe comunale. Accolse alcune famiglie di zingari, il cui cognome era Schiavone, e col tempo esse furono assimilate e i loro membri diventarono ciucai e contadini. Dopo i terremoti veniva risistemato, ma l'evento più drammatico fu la peste del 1656, che a Montecalvo fece oltre 2000 vittime, su una popolazione di circa 3600 abitanti. Anche Trappeto ne uscì falcidiato, ma accolse i pochi sopravvissuti del feudo di Corsano. La via principale è intitolata ad Angelo Cammisa, nome di un concittadino illustre, che nel 1480 era funzionario di re Ferdinando I d'Aragona. Il Trappeto è il luogo più riparato e caldo del paese. Sta all'Urremote, dato che è esposto al Favonio, Faugno, vento caldo e umido, mentre il resto del paese è esposto alla bora gelida. Il ritrovamento di una tomba dell'età del bronzo nella località confinante in Bergoli, all'Embriaule, nel 1985, e in seguito di tanti manufatti in pietra come asce a mano o immanicate tra le zolle dei terreni coltivi della Costa della Menola, fa ipotizzare che questa contrada fosse frequentata già nel Paleolitico, e anche Trappeto, data la sua posizione climaticamente favorevole e la facilità con cui i suoi strati di tufo o arenaria si scavano per ricavarne grotte, probabilmente era abitato sin dalla preistoria. Il Trappeto perse la sua identità etnica
per le migrazioni di tanti suoi giovani figli nella seconda metà del Novecento e a causa del terremoto del 1962 che comportò la ricostruzione delle case delle famiglie che vi abitavano in nuove e lontane aree edificabili indicate dall'amministrazione comunale. Così quell'abbandono, anche se case, grotte e cantine rimasero agibili sino agli anni 90, ha determinato negli anni l'inizio di crolli sparsi di edifici, rendendolo un rione fantasma, e ciò fa prevedere in tempi non lunghi la sua sparizione come agglomerato urbano. Forse si salveranno i tracciati delle strade, resteranno qui e là cumuli di macerie, le morrese, e le grotte saranno cavità orbitali vuote, invase da alberi e sterpaglie. Nel mio libro Lo zio d'America del 1988 paragonavo il Trappeto ai sassi di Matera, ma mentre quest'ultima negli anni è stata recuperata ed è tornata a nuova vita, il Trappeto, abbandonato, ha preceduto lo spopolamento del paese che si ritrova anche il centro storico disabitato.